Coach Baldovin, Padova ha tenuto bene il campo anche nel secondo set, non ha, si dice in questi casi, mollato un centimetro, però poi anche la classe di Ngapet dei loro giocatori è venuta alla luce nei momenti decisivi. Sì, abbiamo avuto l'occasione al secondo set, bravi loro, insomma quando si gioca punto a punto con una squadra piena di campioni come loro è chiaramente difficile, comunque hanno maggiori probabilità loro di portarla a casa. Probabilmente dobbiamo essere un po' più precisi in ricezione, cioè nel senso che di provare a tenere qualche palla in più perché abbiamo ricevuto troppe palle dall'altra parte della rete oggi. E poi il terzo set c'è un po' rammarico, insomma eravamo lì e abbiamo fatto 4 errori consecutivi e contro una squadra come Modena non te lo puoi permettere. Forse è quello, cioè magari quegli errori che forse contro altre squadre hanno permesso comunque di arrivare ai playoff lottando, con squadre di questa caratura non si può sbagliare certi palloni. Ma secondo me sempre quando metti gli errori, quando sommi gli errori contro chiunque giochi poi diventa difficile anche dal punto di vista psicologico giocare, a maggior ragione come dici tu contro una squadra come Modena. Prossima sfida sarà già domenica, quindi poco tempo per rimettersi al lavoro. Cosa si aspetta per affrontare al meglio questo prossimo impegno? Dobbiamo far tesoro di quello che è successo oggi, cercare di essere un po' più precisi e accurati in alcune situazioni del gioco e giocarcela comunque a viso aperto come comunque abbiamo fatto oggi.